Sarà diffuso in 1.200.000 copie l'edizione 2013 del celeberrimo calendario dell'Arma dei Carabinieri, una pubblicazione che nel corso degli anni, a partire dalla prima del 1928, ha raggiunto un prestigio altissimo che ne fa una delle pubblicazioni del settore più ambita. Stamattina l'edizione 2013 è stata presentata in contemporanea su tutto il territorio nazionale presso i comandi provinciali dell'Arma. A Nuoro è stato il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vincenzo Bono, ad illustrare l'edizione 2013 alla presenza del capitano Marco Chetten, comandante della compagnia di Nuoro, e del capitano Gianluca Graziani. Un'edizione che rappresenta il terzo capitolo di una storia che vuole descrivere il rapporto che a partire dal 1914, anno di fondazione dell'Arma, si è instaurato con lo Stato italiano e con i suoi cittadini. La prima puntata si è occupata degli anni 1814-1864, passando per il Congresso di Vienna, la prima e la seconda guerra d'indipendenza, l'unità d'Italia. La seconda parte invece ha riguardato il periodo di consolidamento dell'unità nazionale, la terza guerra d'indipendenza, Roma Capitale, la lotta al brigantaggio, le prime avventure coloniali fino alla Belle Époque, terminata con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Un capitolo di cui si occupa invece l'edizione 2013 del calendario, che descrive il terzo cinquantennio della storia dell'Arma dei Carabinieri, quella che passa attraverso la Grande Guerra, che vide l'eroico contributo dei Carabinieri alla battaglia per il completamento dell'unità nazionale, le vicende del ventennio fascista, la Seconda Guerra Mondiale e l'eroico contributo dato dai Carabinieri alla Resistenza, con i caduti alle forze ardeatine e la figura di Salvo d'Acquisto, fino al referendum che ha fatto nascere la Repubblica, a seguire la ricostruzione e il boom economico. Il terzo capitolo si conclude nel 1964, anno della strage di Giaculli in Sicilia, con un'autobomba, la prima della storia repubblicana, che uccise 3 carabinieri. Senza dimenticare la lotta al banditismo in Sardegna, cui è dedicata una pagina in cui si descrive un agguato subito dai militari a Orgosolo. Le tavole, ideate e illustrate dal maestro Paolo Di Paolo, raccontano una storia di eroi di tutti i giorni che hanno affiancato e garantito la crescita dell'Italia in questi 200 anni, assicurando serenità ai cittadini. Un calendario che è il preludio all'edizione 2014, anno giubilare in cui l'Arma festeggerà il 200° anniversario della fondazione.